50% ai liberi. La bella vittoria in terra pesarese. Qui intanto Emanuele Terry, dopo un pasticcio difensivo della Dolomiti Energia Trentino. Spagnolo, davanti a sé c'è Ruzier, bello il duello tra il 10 e il giocatore numero 9 che attacca, poi cerca di andare con la mano sinistra, trova altro errore, altra palla persa, e quindi può attaccare adesso la squadra di Molin, che dà indicazioni, come potete vedere sullo sfondo. Ancora una serie di crossover da parte di Spagnolo, che poi 1% da 2 con il 47% dall'arco, il 50% errore da parte del 5, rimbalzo di Atkins e transizione offensiva guidata proprio da Flaccadori. La quota 4 punti in 18 minuti, palla ancora per Gasulis, passiamo a Bartley, Corey Davis, Skylar Spencer e Emanuele Terry. Spagnolo in punta, prova a alzarsi, 2 a chiuderlo, tripla personale per il giocatore di Molin. Altra palla persa di Trieste, altro contropiede fino in fondo, decisiva in questo match la pallacanestro Trieste. Sicuramente grande approccio anche in questo terzo quarto. Bartley cercare di suonare la carica per i suoi 3 punti. Forrai prima da Udom, poi da Andrew Crawford, si resta ovviamente fuori dal perimetro. Crawford si accentra adesso, un po' di spazio per penetrare, stoppato della pallacanestro Trieste, ovvero Lodovico De Angeli. Udom prova Forrai a attaccare Spencer, poi vai back, grandioso canestro di Toto Forrai, esatta. Ruzier, salta vuoto anche Crawford, dall'altra parte però Udom capisce tutto, va in transizione, Crawford può andare dall'arco, specialità della casa. Egovic non ha nulla che da dire ai suoi giocatori, sembra un po' lasciare andare questa partita. Pallacanestro Trieste, più 12 di Flaccadori, questi ultimi 5-45 secondi. Toto Forrai cambia lato da Crawford, alta penetrazione per Crawford, che poi stasera, come vedete, 50% da 2, prova intanto a sbloccarsi da 3 lever, non arriva neanche il tap-in da parte di Terry, mentre arriva facile layup. In questo più 25, questo minuto e 10 da dover giocare, con Bartley che cerca di trovare gloria, almeno personalmente trova soprattutto Crawford, allarga adesso per Dell'Anna, sullo scadere arriva questa tripla, c'è l'airball ma c'è il rimbalzo poi di Terry. Questi ultimi 8 secondi arriva il canestro di Bartley, che continua le proprie statistiche, avvicina ancora una volta la pallacanestro Trieste. Adesso fatto finisce qui, 85-68, la Dolomiti Energia Trentino